Sul ponte di Bassano noi ci direm di sì. Una piccola licenza poetica rispetto al canto degli alpini, ma alla fine anche in questo caso c'è scappato un bacin d'amor. E così il 6 agosto è diventato una data davvero indimenticabile per Giulia e Federico, i primi sposini sul ponte nell'era Green Pass. Non sarà un problema ricordare questo anniversario perché è il primo giorno del Green Pass ed è il giorno in cui voi vi siete detti sì. Giustissimo. E quindi, no, non possiamo dimenticarcelo, ci mancherebbe altro. Anche perché dobbiamo avere il Green Pass in ogni dove, quindi, giustamente, noi abbiamo tutto. In caso Giusto? chiamateci, la data ce la ricordiamo. La data ce la ricordiamo. Quindi una data indimenticabile. Per quello che riguarda invece l'organizzazione del matrimonio, proprio rispettando le normative anti-Covid, Green Pass tutti? Green Pass Sì, tutti. abbiamo tutti il Green Pass, non è stato difficile comunque organizzare perché alla fine basta presentarlo, quindi direi che è andata bene. Come si dice in questi casi, felicitazioni e auguri. Mille. Grazie mille, grazie.